sulla scaletta degli interventi. Ci perdoni il sindaco, ma tanto arriverà, e chiamerei, perdonate se c'è un salto istituzionale, ma ricordate, chiamerei l'assessore alla cultura, Cristian Zanfabro, a portare un saluto da parte dell'amministrazione. Buonasera a tutti. Io non sono architetto, quindi non mi addentrerò nello specifico dell'opera, quindi lascerò la parola a chi di dovere. Quindi devo riconoscere che sono parecchio emozionato questa sera. Io con l'architetto Garbin ci conosciamo da sempre, penso, io ho 43 anni, penso che lui sappia della mia esistenza da 43 anni. Suo figlio è il mio testimone di nozze, quindi una sera sì, una sera anche, ero a casa loro, penso per 10-15 anni, quindi un bicchiere di vino, 2 chiacchiere, quindi è una particolare emozione, è un onore poter da assessore alla cultura presentare il libro che l'architetto Garbin oggi ci illustrerà. Come già fatto presente dal sottoscritto e da altri amministratori, Cervignano ha tante belle cose, ha tante luci che però devono essere giustamente accese, e un'opera di questa caratura ci permette di poter apprendere e conoscere quali sono le bellezze del nostro territorio, che da troppo tempo sono rimaste un po' troppo all'oscuro, e quindi ben vengano queste iniziative, ben vengano queste opere che ci permettono di conoscere molto da vicino e meglio Cervignano. Grazie mille e buona serata. Ecco, prima di passare la parola, per forza di cose, speriamo che arrivi il sindaco che, ripeto, mi aveva chiamato 20 minuti fa, diceva di essere al casello di Palmanova, evidentemente era al casello di Udine Nord, no? I tempi sono questi, ecco. Passerei la parola al presidente del direttore, della filiale di Cervignano della Cassa Rurale Friuli Venezia Giulia, Paolo De Anc, peraltro, che ha finanziato la pubblicazione, e quindi per forza di cose, poi, e non è la prima volta che finanzia le attività dell'associazione Cervignano Nostra, e quindi un grazie davvero, perché su queste cose avere qualcuno che contribuisce alla realizzazione di pubblicazioni e anche delle attività è una cosa rara, e grazie davvero da parte nostra alla banca che ha creduto nel progetto di Garbin e comunque dell'edizione Cervignano Nostra. Grazie, buonasera a tutti, veramente numerosi per ascoltare dall'architetto Garbin quello che è stato un lavoro molto grande. Io inizio così: quando Cervignano Nostra ci chiama, noi cerchiamo di esserci all'interno di quello che è di quella che è un'attività che è anche come banca. Quando parliamo di banca siamo sempre un po' terrorizzati, perché le banche, soprattutto in questo periodo, in questi anni, qualcosa anche di male hanno fatto. Però come Cassa Rurale, ecco, io sono qui oggi a rappresentare il Presidente, e il saluto del Presidente Tiziano Portelli e del Consiglio di amministrazione, che ha voluto appoggiare questa iniziativa di Cervignano Nostra, ma anche dell'architetto Garbin, perché tra le tante attività che facciamo è quello di sostenere all'interno del territorio le associazioni che cercano di promuovere il territorio, di valorizzarlo e anche di farlo conoscere, perché tante volte, come anche il caso di questa sera, lo ricordava giustamente chi mi ha preceduto, ci sono tanti tesori nascosti che vanno ricordati, valorizzati e promossi all'interno di un'azione di promozione territoriale. Quindi come Cassa Rurale Friuli Venezia Giulia, quando ci è stato chiesto se volevamo sostenere questa iniziativa, l'abbiamo fatto e lo facciamo ben volentieri. Poi c'è anche una conoscenza, l'assessore conosce da tanti anni, ma devo dire che anch'io per altri motivi l'architetto Garbin, da sindaco, ecco, diciamo sì, da sindaco, ho iniziato a conoscerlo quando abbiamo iniziato a progettare la Palmanova Grado, perché è anche uno dei progettisti, insomma, famoso per le piste ciclabili un po' di tutto il nostro territorio, quindi ho iniziato a conoscerlo, apprezzarlo da tecnico a suo tempo, e quindi per me è anche un piacere personale poter essere qui oggi ad ascoltarlo. Grazie a tutti, complimenti, non si fanno gli auguri, si fanno i complimenti. Bravo. Allora, il sindaco appena arriva lo facciamo parlare, facciamo così, ecco.
quindi anche perché alle 8 dobbiamo... È lui? No, non è lui, no. Boh, pazienza, alle 8 dobbiamo sloggiare, quindi i tempi sono maturi per addentrarci dentro nella conversazione con l'architetto Garbin. Ecco, ovviamente io inizierei chiedendo una domanda molto semplice all'architetto Garbin, no? Il perché di questa ricerca. È da tempo che ci conosciamo con l'architetto che è nel direttivo dell'associazione, è da tempo che ci racconta di questi grandi architetti. Ricordiamo anche un altro nome importante, De Carlo, che poi dentro ci racconterà appunto della casa Zigain, addirittura 2 case Zigain sono raccontate nella pubblicazione, una prima realizzata da Hermes Midena e la seconda da De Carlo, e appunto volevo chiedere a Giuseppe il perché di questo lavoro e se è stato facile realizzarlo e in quanto tempo ci è voluto, soprattutto la pazienza di andare a scavare negli archivi del comune e in tanti altri posti e luoghi. Bene, intanto grazie a tutti voi che avete voluto onorarmi la vostra presenza. Io abito a Cervignano da sempre, salvo una parentesi di quando avevo un anno che abitavo a Terzo d'Aquileia con i miei genitori, e quindi mi piace questa bella città. Ci sono molte cose da fare, molte cose state fatte, però abbiamo molte cose che non conosciamo, e questo mi è stato così evidenziato tanti anni fa, quando in ferie con la famiglia ero in Trentino. Ho trovato in albergo un ingegnere di Bergamo, chiacchierando del più del meno. Dico, io abito a Cervignano del Friuli, e questo mi dice: Cervignano del Friuli c'è una casa di Masieri e 2 case di Dardi. Io ho detto, ma fa cazzo la miseria, guarda tu che un ingegnere di Bergamo conosce le ville di Cervignano, e noi cervignanesi forse, da cui io, le conosciamo un po' di meno. Allora è venuta l'idea di dire, cerchiamo di fare qualche cosa per mettere i miei concittadini a conoscenza del fatto che abbiamo una serie di fabbricati di grandi architetti del dopoguerra. Qualcuno magari mancherà, ma nel senso che nel dopoguerra anche altri architetti hanno operato a Cervignano, tipo Cesare Scocimarlo, come Della Mea per il Duomo, eccetera, ma questo sarà un ragionamento che faremo magari nel futuro. E quindi cerchiamo di far conoscere ai miei cittadini, ai miei concittadini, questo patrimonio culturale di architettura moderna che abbiamo. E quindi il taglio anche che ho cercato di dare a questo libro, che non oso chiamare così, ma diciamo questa ricerca, è quello di far vedere qualche cosa, no? Perché non voglio rivolgermi agli addetti ai lavori, che fosse ingegneri, detti geometri, periti che hanno visto, ci hanno lavorato, eccetera, ma magari per far vedere qualcosa dall'interno, rispetto anche a quello che, raccogliendo fotografie vecchie o foto di archivio, sono riuscito a evidenziare in questo volumetto. Devo ringraziare anche i proprietari delle case, che poi saranno invitati a chiacchierare con me, che mi hanno consentito di accedere alle loro abitazioni e mi hanno anche dato del materiale di loro proprietà e alcune informazioni su come queste case sono state realizzate dagli anni 50 in poi. E quindi praticamente questo era l'obiettivo. Quindi il taglio era, ecco, anche la serata, speriamo che sia meno noiosa possibile per voi, mostrando qualche foto, qualche diapositiva e chiacchierando con i proprietari. È arrivato il sindaco. Bene, signor sindaco, adesso è già seduto, si alzi. Paga pegno per il ritardo. No, dai, già. Con una predica di una soluzione, ecco. Buonasera, scusate il ritardo, già detto tutto, già iniziata la serata, quindi godiamoci la serata perché sarà sicuramente interessante. Grazie, scusate il ritardo. Bene, allora cominciamo questa passeggiata per Cervignano, no? Che poi troverete nel testo, una camminata che ci consente di vedere, passeggiando con calma. Prima il sindaco, ex sindaco di Anna, attuale il direttore della filiale di Cervignano della banca, parlava della mia attività professionale. Io mi interesso di abilità ciclabili perché mi consente di vedere in modo calmo quello che sta intorno. A Cervignano camminiamo, nel libricino camminiamo per Cervignano e guardiamo cosa
incontriamo e cominciamo a pensare, a capire che cos'è. Entriamo dentro a Cervignano da via Udine e all'ingresso di via Udine troviamo quella casa a cubi bianchi particolare, dove c'è anche questi cubi che si compenetrano uno con l'altro, un'architettura strana che poi parlerò anche del progettista che è cervignanese Costantino Dardi, ed è una casa che balza subito all'occhio, no? E quindi chi l'ha progettata? Costantino Dardi, dicevo prima, questo cervignanese che ha anche insegnato all'università a Venezia, poi ha insegnato all'università anche alla Sapienza a Roma, e che da giovane ha avuto l'incarico, poi la dottoressa Biasioli ci racconterà qualche cosa di come è arrivato sul suocero a dare l'incarico a Costantino Dardi. Dardi aveva una sua architettura, che poi a Cervignano abbiamo due esempi, questa di via Udine e quella di Borgo Solomon, vicino all'Enel, per capirsi, la casa Vidali. La casa Dardi inizialmente, poi è diventata Vidali. E quindi è un'architettura strana dove si nota questi cubi semplici che si vanno dentro l'uno nell'altro, e la casa è anche molto articolata dentro, anche in senso planimetrico, con gli spazi di quota. Ecco, io sono stato con la dottoressa, abbiamo fatto una velocissima visita, ed è da di fuori sembra che sia una casa complicata, invece dall'interno sembra una casa invece molto più vivibile. La signora ci racconterà. Chi era Costantino Dardi? Dardi era questo cervignanese che poi vi racconterò anche dell'altra casa, del fatto che lui non voleva neanche, non pensava di fare l'architetto. Era così indirizzato a studiare giornalismo. Poi Zigaina gli ha detto: ma tu disegni anche bene, perché non fai l'architettura? Da lì è nata la storia di Zigaina, di Costantino Dardi. Costantino Dardi, che vado avanti con... Scusate. Ecco, dicevo, la casa, diciamo, articolata, qui ho fatto solamente una pianta, ma troverete all'interno del lavoro anche le altre piante che ho recuperato all'ufficio tecnico, con la collaborazione anche dei funzionari del comune di Cervignano, che poi ringrazierò, che mi hanno consentito di avere il PDF, cioè la scannerizzazione delle piante. Come vedete, una casa in pianta, questa c'è la piano terra, articolata, ma da di fuori sembra più complicata che da di dentro. Poi vedete queste due fotografie. Ci sono queste foto dove si nota il rapporto anche il bianco che prevale, e anche le pavimentazioni scure, i serramenti scuri. C'è questo contrasto cromatico che evidenzia la luce per le parti dei pareti e le pavimentazioni. Tra l'altro questa casa Dardi ha anche progettato insieme a Daria Ripa di Meana i mobili. Allora qui apro una parentesi per gli amici professionisti qua presenti, ma noi non ce la faremo mai a disegnare i mobili di una casa e gli arredi, perché, ma anche i particolari costruttivi, perché non fa parte di questa cultura attuale di progettare. Parliamo delle case unifamiliari, perché i nostri clienti sanno già tutto, perché hanno visto su internet, hanno visto Casabella, hanno visto Ville Giardini, hanno già in testa tutte le cose, e noi ci ritroviamo a fare più che altro di impiegati a compilare modelli e fare la parte burocratica e mettere insieme le varie idee. Cosa che una volta il rapporto tra il committente e il professionista era, diciamo, molto più stretto, nel senso che ci parlavi, però c'era forse più fiducia nel professionista rispetto a quello che adesso purtroppo noi ci troviamo a fare, quello di fare più, come dire, compilare moduli, ma questa purtroppo è una realtà. La dottoressa Biasioli, che ci ha vissuto fino a qualche anno fa nella casa, le chiedo per cortesia se si avvicina e facciamo una chiacchierata veloce sui suoi ricordi della casa. Buonasera. Cosa si ricorda lei
di come è nata l'idea da suo suocero di incaricare Costantino Dardi, che era un giovane architetto allora. Certo, mio suocero aveva comprato il terreno e voleva costruire una casa. Amava un tetto, non sicuramente una casa del genere, e aveva dato un incarico di un progetto di massima a un architetto a Udine Nazioni, mi pare. E poi aveva questo progetto in mano, non lo convinceva aveva piacere di avere una protezione maggiore, perché lui amava avere un tetto che fosse abbastanza pronunciato per poterci camminare sotto ed essere protetto. Arriva il nipote e lui dice: ah Nino, io sai che sto facendo la casa, ho questo progetto, se tu mi fai qualche correzione. E lui dice: zio, che penso non sta preoccuparti, che ti darà, che ti porto in breve. Queste correzioni, queste sue idee non arrivavano mai, ma insomma Nino, se te ne porti, perché Nino vuole fare questa casa. Ed è arrivato con, in pratica, non il progetto, ma il plastico della casa. Lui stava studiando, finendo di studiare a Venezia, era con Daria Ripa di Meana, la sorella di Carlo Ripa di Meana, conosciuto da tutti, e marito della Marina Lante della Rosa. Allora, mio suocero, a vedersi questo plastico, è un po' sconvolto, diciamo, perché da una casa con tetto molto... Comunque, lì la nonna, cioè la mamma di mio suocero, lo ha convinto, ha detto: ma vuoi, insomma, il nipote, insomma. Quindi è stato valorizzato questo giovane architetto, ancora ed è stato accettato di poter fare, ha cambiato in pratica il progetto e ha accettato quello del nipote. E così è nata, però non l'ha potuto firmare, non l'aveva firmato, perché non aveva ancora fatto. Ma comunque tutti la conoscono come la casa progettata da Costantino Nino Dardi. Il Dardi, che era giovane, come diceva la dottoressa, non era iscritto all'ordine architetti, poi ha proseguito la sua carriera e ha insegnato all'università, come dicevo prima, a Venezia, all'Istituto Universitario di Architettura. Qui abbiamo una serie di colleghi che hanno fatto l'università in quella università. Poi ha insegnato alla Sapienza a Roma, una carriera professionale molto intensa. È stato nominato per 2 anni responsabile dell'allestimento della Biennale Internazionale di Venezia, quindi capite che spessore culturale potesse avere Costantino Dardi. Ha costruito in Italia, soprattutto a sud, ha progettato e costruito, poi un ultimo lavoro l'ha fatto anche per un museo a Luxor in Egitto, e tra l'altro nella sua carriera aveva anche curato la scenografia di un film degli anni *80, Il ventre dell'architetto, che forse qualcuno avrà visto alla televisione qualche anno fa, no? Quindi noi ci rendiamo conto che abbiamo case importanti, di architetti importanti. Purtroppo Costantino Dardi è morto abbastanza giovane in un incidente stradale, in autostrada, ma ha avuto un incidente a Tivoli, qualche giorno dopo è morto purtroppo, e stava andando in un cantiere a vedere le sue. Stava rientrando da un cantiere nelle Marche, uscito di strada, l'incidente purtroppo era molto grave, infatti è mancato 3 giorni, è andato in coma e 3 giorni dopo è mancato. Bene, ecco, ringraziamo la dottoressa Biasioli. Io, come vi ho detto, vorrei donare alla dottoressa, parlo senza microfono,
questo lavoro e la ringrazio della cortesia del suo lavoro. Bene, continuiamo la nostra passeggiata e dalla parte opposta della strada troviamo la casa Bortolotto. Allora, un attimino che volevo semplicemente aggiungere, Casa Bortolotto, l'associazione Cervignano Nostra aveva già realizzato un volume sulla famiglia Sarcinelli, che appunto poi per serie di cose poi divenne Sarcinelli Bortolotto. Grazie ad Adriana Miceu, che qua vedo presente, almeno mi sembrava di vederla, e appunto che c'è una parte dedicata alla villa e alle vicissitudini e anche alla storia qui ripresa più da vicino dal punto di vista architettonico, mentre nel volume curato dall'Adriana era più, diciamo, storico. Ecco, giusto una puntualizzazione, no? Appunto l'importanza di questa famiglia a Cervignano, che per circa 70 anni, 80 anni ha raccontato e anche ha avuto una grande importanza per la vita sociale ed economica del paese. Ecco, grazie. Quindi la villa Bortolotto, qui poi chiamerò Carlo a raccontarci qualche cosa, che è il proprietario della villa. Una villa molto bella, la vedete a una quarantina di metri da via Udine, nascosta in questo muro in pietra che la rende un po' più misteriosa, progettata da Angelo Masieri. Angelo Masieri era un giovane architetto nato a Villa Santina, aveva fatto l'università, aveva frequentato l'UR di Venezia, aveva sotto così come insegnante Carlo Scarpa, dei lavori, un architetto di fama mondiale, e poi ci racconterà Carlo dell'incarico che suo padre diede a Masieri. Masieri era un architetto che seguiva, era innamorato, come poi il padre di Carlo, delle opere di Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright era un architetto americano che era uno dei, come dire, aveva inventato, c'era un movimento culturale dell'architettura organica, cioè l'inserimento organico dell'architettura nel paesaggio, la convivenza tra paesaggio e architettura, che adesso in qualche modo lo chiamiamo in altro modo, no? Conformità paesaggistica, però il fatto di inserire un manufatto dentro il paesaggio, perché l'intervento antropico col paesaggio deve convivere, quindi non deve stonare. Poi ci sono altre definizioni, il genius loci, il degno del luogo, che si rivolta quando tu fai una cosa che non è inserita bene nel paesaggio. Forse qualcuno di voi avrà visto di Wright, quella famosa casa sulla cascata nel Wisconsin, il Falling Water, che era questa casa a cavallo di una cascata con i muretti dei terrazzini dipinti con polvere d'oro che riflette l'acqua che cade, no? E Masieri era uno innamorato di questo stile architettonico, movimento architettonico, chiamiamolo così. In occasione di una presentazione di un convegno lì a Venezia, Masieri incontrò Wright e gli propose un progetto di recupero di una casa sul Canale Grande a Venezia, una casa di famiglia. Poi passa un po' di tempo e Masieri va negli Stati Uniti, va a Taliesin dove aveva lo studio Wright, non lo trova, nel viaggio di ritorno, sempre negli Stati Uniti, è un incidente e muore a 31 anni. Quindi voi avete visto quella casa che poi nella relazione che troverete dentro, anche nel lavoro di Masieri, fa riferimento al platano, un grande albero che era nel giardino, quindi vicino all'albero. Questa casa fa riferimento anche a, parliamo di 70 anni fa,
riferimento all'esposizione, quindi dal punto di vista espositivo la casa deve essere rivolta a nord con le camere, a sud verso il giorno e giorno, cioè, diciamo 70 anni fa una cosa innovativa. Poi anche una cosa che poi forse trovate nel libro, anche per esempio i particolari costruttivi, i mobili disegnati, anche i doppi serramenti di legno, quindi, cosa che adesso si fa diciamo, per obbligo, anche per necessità, ma allora è una cosa innovativa. Quindi chiedo a Carlo Bortolotto se vuole raccontarci qualcosa di questa casa. Buonasera a tutti. Racconto volentieri che questa casa l'ha commissionata mio padre appunto nel 51, io vengo 2 anni dopo, devo fare i conti, 2 anni dopo viene inaugurata in aprile. Perché Angelo Masieri, mio padre, come diceva Tito Garbin, era un entusiasta, era un grande stimatore di Wright. E vedo a casa un sacco di riviste antecedenti addirittura americane dove c'erano tutti questi suoi lavori che sono parecchi negli Stati Uniti, tanto che c'è un signore che si chiama Silver, che è il proprietario della Paramount, che ha fatto una raccolta e le ha prese quasi tutte. Una bizzarra raccolta delle case di Wright, tra cui la casa della Cascata. E Angelo Masieri, qua ci tengo a puntualizzare un paio di cose, era un allievo di Wright, tanto più era non solo allievo, ma era un suo delfino, nel senso che proprio lui aveva un rapporto padre-figlio, se vogliamo. Masieri era del 21, fra l'altro, come mio padre, e appunto mio padre, evidentemente così mi raccontava, ha scoperto che appunto Masieri usava queste tecniche wrightiane e così gli ha commissionato il lavoro che era sul terreno di mia nonna Sassinelli, lì erano delle vigne, si chiama Via della Vigna, quella dietro. E ovviamente quella volta la casa è stata fatta in funzione dell'albero, famoso non era un platano ma un pioppo secolare argentato, proprio perché quella volta, 70 anni fa, non c'era quel traffico, se vogliamo, sulla strada di Via Udine, che oggi a carte viste uno magari la casa l'avrebbe fatta un po' più in là, un po' più in dentro, visto che di dietro il terreno c'era una collina, una strana collina che nasce nel 1500, adesso non c'entra con l'architettura, ma è una collina chiamata Mutera qua in friulano. Io sono di Venezia, ma mio papà stava qua, mia mamma stava là e io andavo avanti e dietro. E la Mutera era una prova, così almeno gli studiosi dicono, io non c'ero neanche quella volta, nel 1500 era stata fatta una prova di bastione, perché Palmanova doveva tecnicamente essere costruita al posto di Cervignano, perché era il fiume navigabile fino a qua. E quella era una prova di bastione. Prova di bastione che evidentemente è stata sufficiente per convincere la costruzione di Palmanova nella località di Cervignano, nel terreno di Cervignano, che non si chiamava Cervignano, non esisteva ovviamente, perché l'acqua era troppo, aveva una falda altissima, quindi costruire là dei bastioni voleva dire andare in Olanda a chiedere come sei. E così è stata fatta Palmanova, perché poi c'era la parola famosa ma ci faremo il taglio, che poi non è stato fatto mai, mi pare. E così quella Mutera, quella collinetta, poteva essere l'altro punto dove addossare la casa. Ma il platano poi ci ha lasciato e per una malattia sono venuti a curarlo un po' da me. Finito questo discorso, Masieri era appunto l'uomo giusto per mio padre per queste architetture della quale lui era appassionato. Io ci tengo a dire che questa casa è di Angelo Masieri. Quando vengono a trovarmi tante persone, architetti, soprattutto quando viene la scuola del Palladio di Vicenza, la scuola che si chiama Carlo Scarpa perché ormai è diventato Carlo Scarpa in grande, veneziano come me, vecchio, il quale ovviamente ha fatto migliaia di lavori. Masieri ne ha fatti 5 di un anno. Lasciamogli sta casa tutta lui. Chiaro, l'ha finita il signor Carlo Scarpa su idee, su progetti, su disegni. Avrà fatto qualche fronzolo, sicuramente l'ha fatto. Ma la casa è di Masieri, perché nei libri scrivono Carlo Scarpa. Certo, Carlo Scarpa è stato a finire il lavoro, perché è morto prematuramente in America quando stava facendo rivedere i lavori, o correggerli, non lo so, a Wright.
ma è un incidente, come diceva giustamente no Giuseppe, dove era il Delaware, no? Dove era? In macchina. Aveva 31 anni e poi mio padre, essendo appunto, perché noi vivevamo tra Venezia e qua, Carlo Scarpa, ha finito, perché le idee erano abbastanza simili, diciamo, poi ha fatto altre cose strane. E quindi il signor Scarpa l'ha finita, ma lasciandoci anche qualche impronta probabilmente. Io ripeto, non lo so, io sono nato un anno dopo. Casa finita, noi, quando mio padre non c'è stato più di mantenerla, cercare di farla rivivere con dei colori magari un pochettino più chiari, più freschi, perché come diceva l'architetto, ti facevano la tinta colori, gli architetti, gli immobili e il giardino, perché il giardino anche quello, una volta di spesa che vieni qua, ti disegnavano anche il giardino, perché doveva esserci tutta una specie di componente che andasse a sposarsi con la casa, con l'architettura della casa. Bene, io più di dire questo non ho da dire, se avete qualche domanda. No, io vorrei fare ancora una domanda a Carlo. Allora, ho trovato in un testo che la casa doveva nascere all'interno di una grande lottizzazione, che poi, diciamo per fortuna, no, dico adesso a posteriore, non è stata fatta perché questa casa si sarebbe persa all'interno di questa lottizzazione, ma poi anche all'interno di questa urbanizzazione che poi è stata fatta negli anni 60, dove Cervignano è cresciuta. Quindi diciamo, abbiamo avuto la fortuna di conservare questo monumento architettonico visibile e non soffocato dalle case. Una domanda che volevo fare prima di lasciarti andare era quello che mi hai fatto vedere a casa tua il libro degli ospiti, la casa dell'Ausa, dove sono passati personaggi importantissimi, Bevilacqua, dimmi tu altri nomi che ho cercato di qualche classico che non mi ricordo neanche uno. Comunque erano tutti personaggi che insomma nella televisione, oppure anche attori, attrici, musicisti, c'era un po' di tutto adesso. Come si chiama? Non mi ricordo, non mi ricordo niente adesso. Una serie di personaggi importanti che hanno visitato la famiglia Bortolotto, che l'ha conosciuta anche per le origini veneziane, ma anche hanno onorato la loro presenza questa casa e scrivendo qualche cosa oltre che sugli ospiti anche sulla casa. Quindi questo ne va anche a vantaggio di questo monumento architettonico che abbiamo la fortuna di avere qui a Cervignano. Grazie Carlo. Grazie. Volevo solo fare una constatazione. Poco tempo fa abbiamo avuto Antonio Rossetti che ci ha parlato delle fortificazioni cervignanesi durante il periodo della costruzione di Palmanova, e quindi quanto hai detto riguardo la Mutara è comunque punto di approfondimento da parte degli studiosi, compreso Antonio. Ecco, giusto che era io ripeto, non è che lo dico perché così me l'hanno detto, che... Prego, certo. Sì. Grazie. Soltanto una precisazione di carattere storico, buonasera a tutti. Bortolotto ha citato il 500, per essere precisi l'anno giusto è il 1617, come ho ricordato nella scorsa relazione, perché in quell'anno preciso i veneziani fortificarono Cervignano e avevano progettato la costruzione di una fortezza a 5 baluardi simile a quella che stava nel centro della piazza di Palmanova, da collocare proprio nell'area di via Divisione Iulia. Non si sa se sia mai stata costruita, anch'io ho sempre avuto un dubbio su questa collina, anzi ce n'erano due, perché ci sono fotografie aeree degli anni 40 che ne mostrano due, una dove sta quella che citava lei adesso, l'altra è più vicina ancora all'Ausa. Quindi potrebbero essere due relitti di una fortezza magari iniziata e poi lasciata a metà, perché nel novembre di quell'anno finì la guerra fra Venezia e l'Austria e quindi anche il progetto della fortificazione finì in quel frangente. Ecco. È molto interessante avere questa reliquia antica all'interno di una villa bellissima moderna. Grazie. Grazie al lavoro. Prima
Pier Tomaselli aveva accennato della tesi di laurea presentata una quindicina di giorni fa da una ragazza proprio sulla casa Bortolotto, e mi aveva dato Carlo ieri delle fotografie del plastico, però io non ho mostrato per rispetto alla neodottoressa, perché se era presente le avrei chiesto qualche cosa e avrei mostrato il suo lavoro, però in assenza preferisco non mostrare cose che non mi appartengono e non sono stato autorizzato. Bene, proseguiamo, cercherò di essere più veloce. Un'altra casa di Costantino Dardi è la casa Vidali, quella all'intersezione fra via Salomon, o Salamon come si chiama, e via Garibaldi. Questa casa, sempre progettata da Costantino Dardi, come dicevo prima, è una casa ancora più complicata dal punto di vista compositivo, perché questi solidi che si compenetrano uno con l'altro in un angolo, quindi con difficoltà poi anche distributive piuttosto importanti. Come dicevo prima, Dardi ha lavorato molto. Ho trovato in un testo, quando è morto Costantino Dardi, il maestro Zigain ha fatto un ricordo funebre dell'architetto Dardi, dove, come dicevo prima, spiegava che da giovane voleva fare questo suo del giornalismo e poi si è rivolto all'architettura. Poi leggerete un interessante intervento di Giuseppe Zigaina che parla della differenza del segno del pittore, il segno del corpo di pennello, il segno del giornalista con le parole e il segno che porta all'architettura. Se avete la pazienza di leggerlo, sono 4-5 pagine piuttosto interessanti. Tra l'altro mi sembra che sia arrivato qui dal pubblico, mi sembra il dottor Vidali, che non ho fotografie della casa interne per problemi relativi al fatto che la signora ha poi in avanzata età e quindi è stata gentilissima la sorella di Lino Dardi a darmi l'autorizzazione a entrare nell'archivio del comune di Cervignano, poi non ho potuto entrare in casa per motivi, diciamo, di carattere sanitario. Andando avanti e sbagliando il tasto, scusatemi. Alla fine stai a destra. Non torna indietro, vediamo. Allora, io approfitto della presenza del dottor Vidali che è arrivato all'ultimo momento, consegno a lui una copia del mio lavoro per consigliare alla sua madre. Molto gentile, mi scuso per l'assenza di mia madre che ha un'età diciamo non compatibile con gli orari nostri. Con gli orari. Grazie. Cerco di essere ancora più veloce. In piazza Dipendenza abbiamo il Teatro Pasolini. Il Teatro Pasolini è stato ristrutturato dall'architetto Gino Valle, che da Udine, e in origine il Teatro Pasolini era il Cinema Nuovo di Cervignano, chiamato così, il Cinema Puntin, che era stato progettato nei primi anni 60 dall'ingegnere Frankovic, che era poi il genero del proprietario, signor Puntin, e dall'architetto Hermes Midena, di cui poi vedremo alcune opere. No? È stato realizzato e poi il teatro è stato, cioè il cinema è stato ristrutturato da Gino Valle su incarico dell'amministrazione comunale di Cervignano. Il teatro, diciamo, l'idea, poi ho avuto anche l'onore di avere la collaborazione dei sindaci di Cervignano, Alcide Graton, poi Mauro Travanut e poi Piero Pariotti, che ho visto prima presente,
e poi anche ho intervistato l'assessore Venturini che mi ha dato alcuni input su perché il teatro in piazza. Il teatro Pasolini, poi troverete nella pubblicazione, cioè il polifunzionale, doveva nascere dietro le scuole di Via Roma. E diciamo l'idea di realizzare una sala polifunzionale nacque ancora nei fine anni 80, quando si cominciava a parlare dello scalo Febbre di Cervignano, e lo Stato aveva stanziato allora 10 miliardi di vecchie lire alla regione perché le distribuisce ai comuni che dovevano, tra virgolette, sopportare la presenza di questa grande struttura ferroviaria che voi vedete parallelo alla statale 352 diciamo, da Muscoli fino a Stassoldo. È iniziato un dibattito che poi troverete anche alcune delibere del Consiglio Comunale dove ci sono interventi da parte dei consiglieri, sì, facciamo, non facciamo, costa tanto, serve, non serve. Alla fine, da Tito Sul di Via Roma siamo arrivati in Piazza Indipendenza. E questo mi pareva importante scriverlo per far capire storia abbastanza recente del fatto di come questo teatro poi è nato in centro Cervignano. Come dicevo prima, il progetto originario era quello di ingegnere Leopoldo Franco, che è stato anche sindaco di Cervignano poi, e Ernest Midena, e Gino Valle è intervenuto con la ristrutturazione, diciamo, lavorando all'interno del volume e mantenendo la facciata, quella che voi vedete. L'unico modifica che ha fatto è state queste strisce orizzontali, questi adesivi sulla facciata che voi vedete. Gino Valle chi era? Gino Valle è un professore universitario, ha insegnato per 47 anni a Venezia all'università, ha progettato mezzo mondo, Stati Uniti, Parigi, ha fatto due complessi della Defense di Parigi, ha progettato teatri Padova, ha lavorato alla ristrutturazione dell'Opera di Parigi, quindi una firma molto importante. E la scelta che l'amministrazione comunale di allora è stata fatta era quella di vogliamo fare una cosa importante con una persona, un progettista importante. Poi chiamerei quindi l'architetto Carlotta Frankovic, che è la figlia dell'ingegnere Leopoldo Frankovic, che ci dirà qualche cosa su come lei ha vissuto da giovane, perché inizialmente il cinema in piazza a Cervignano era l'Ideal, era dove c'è adesso l'Elmec. Poi Cervignano aveva bisogno di una struttura molto più importante e suo nonno, suo nonno decise di costruire questa nuova struttura in piazza Dipendenza e chiamò, lo fece progettare da Genero, che era il Leopoldo Frankovic, e Ernest Midena, che poi vi spiegherò chi era Midena. Sì, diciamo che mio nonno è imprenditore, perché uno che già nel 1920 aveva impostato, creato, realizzato un cinema, era il Cinema Ideal, voleva dire che era un grande imprenditore, perché in quegli anni penso che buttarsi in un'attività del genere, perché era comunque molto giovane, mio nonno era del 1899, quindi a 21 anni bisogna essere solo rischiosi, capaci. E poi gli anni questa sala Ideal era diventata piccola ed era diventata obsoleta e è stato questo pensiero di realizzare sempre un cinema in quella zona, in piazza Indipendenza. E il binomio Frankovic-Midena deriva dal fatto che mio nonno era un tipo un po' particolare, aveva due generi, non voleva dimostrare di dare favore a uno piuttosto che all'altro, e ha avvicinato a mio papà, che ha avuto una grande fortuna, un grande architetto, Ernest Midena. Il connubio deriva un po' dai trascorsi politici, perché Ernest Midena era stato consigliere per il Partito Comunista dal 52 al 57 a Udine, quindi diciamo la vicinanza, la scelta probabilmente era caduta anche a livello politico. Loro hanno realizzato questa opera e c'è un ricordo che
molti hanno, ma non sappiamo, di quella, una pittura, un affresco che dovrebbe essere stato dietro la cassa. Qualcuno dice di Afro. Troverete una foto nel libro. Qualcuno dice di Afro Basaldella, e io invece ho ricordi che fosse Zigaina, perché a quel tempo mio papà e Pino Zigaina erano molto amici, e probabilmente giovani, eccetera, però è andato perso. E questo cinema è andato, il nonno l'ha tenuto fino alla fine degli anni 60, poi l'ha venduto e ha intrapreso un'altra vita. Beh, quindi praticamente nel mio lavoro troverete, non vi faccio parlare perché vi lascio il gusto del leggere, chi avrà la pazienza di farlo, gli interventi di Alcide Graton, di Mauro Travanut e di Piero Paviotti, oltre che di Ventolini, che ci spiegano come è successo l'iter, come si è avviato l'iter per arrivare in Piazza Dipendenza. Sul discorso di questa pittura troverete una foto che mi è stata data delle persone che ci lavoravano al cinema, perché allora Cassiere taglia biglietti. le maschere del cinema, del cassiere, che ho intervistato, entrambe hanno sposato dei militari, perché Cervignano era un punto importante per le caserme, no? Adesso abbiamo lì, dove un paio di migliaia di militari che andavano nella nostra caserma, poi venivano da Villa Vicentina, anche da Perteole, frequentavano il cinema, quindi era importante. Loro, c'è una cosa così importante economicamente che dopo il termine della guerra fredda le caserme sono state così chiuse e Cervignano ha perso questa importanza, ma però abbiamo il teatro che quindi ci dà la possibilità di vedere qualche film importante, anche rappresentazioni importanti. Stasera ce n'è un'altra, mi sembra, di Angelo Flora, e quindi è una cosa importante, e abbiamo la fortuna di avere questa struttura in piazza e quindi comodissima, e anche per i parcheggi. Bene, quindi io ringrazio la Carlotta per la testimonianza. Siamo quasi nei tempi, dai, siamo stati abbastanza concisi. Poi, uscendo da Cervignano verso sud, troviamo la casa Zigaina. La dottoressa Alessandra Zigaina, protocollista stamattina, non è riuscita a venire perché è in servizio, lei lavora alle tre regioni, quindi hanno dei programmi già preparati da tempo, non riusciva a svincolarsi, quindi vi saluta e ci sarà un'altra occasione. Poi tutti conoscono Giuseppe Zigaina, le opere di Giuseppe Zigaina. Allora Zigaina decise di costruirsi una casa, lo troverete nel testo, e nel testo si riporta alcune informazioni di Zigaina che però probabilmente non sono tutte esatte, nel senso che forse si è confuso. La casa di Zigaina in via Pola, all'incrocio con via Trieste, lui dice che l'aveva fatta appositata Ernest Midena. I disegni di progetto prestati in municipio portano la firma di Leopoldo Frankovic e l'ingegnere Vanelli. Probabilmente un testo dice che forse Midena lavorava con Frankovic, non poteva essere perché Midena era notevolmente più anziano rispetto all'ingegnere Frankovic. Però Carlotta Frankovic mi ha anche detto che probabilmente una collaborazione era già da tempo, quindi si dava una mano fra professionisti. Quindi Zigaina dice: dalla casa natia di via Pola e via Trieste voglio farmi una casa, e inizialmente pensava di affidare l'incarico a questo giovane architetto rampante che era Costantino Gardi, però poi si è trovato un po' in difficoltà perché forse era troppo giovane e ha scelto Giancarlo De Carlo. Giancarlo De Carlo era un architetto milanese, vicino anche politicamente a Zigaina, che però era professore universitario, ha insegnato anche lui a Venezia, che era allora non era molto ben visto
diciamo, i grandi dell'architettura. Perché lui era abituato a discutere col cliente, e anche per esempio negli interventi che ha fatto a Terni, a Spoleto, anche i piani regolatori, lui costruiva l'architettura e l'urbanistica partecipata, quella che adesso tutti dicono facciamo, coinvolgiamo, facciamo le scelte tutti assieme, con la difficoltà che poi abbiamo oggi di parlare molto spesso con la popolazione. E quindi come parla la gente, facciamo noi il progetto, invece lui era uno che parlava con la gente, ed è iniziato anche un discorso, c'è un rapporto epistolare che ho trovato fra Zigaina e De Carlo, dove praticamente si scrivevano su come andare avanti sul progetto. Zigaina voleva avere una casa semplice, contadina, una casa di stile contadino, e De Carlo era uno che lavorava proprio molto sulle tipologie molto semplici. Diciamo che Zigaina ha fatto probabilmente di fatto il direttore dei lavori, perché era in cantiere ogni giorno e discuteva con i muratori, e ha partecipato, e poi corrispondeva con De Carlo. Carlo De Carlo, tra l'altro architetto, è il padre di Andrea De Carlo, lo scrittore, che qualcuno magari avrà letto qualche libro, Treno di Panna, altri testi, e quindi ha costruito questa casa dove troverete delle foto dove ci sono dei moduli ottagonali, non ve l'ho riportato nelle diapositive per lasciarvi così il divertimento di guardare sul testo, delle cellule compositive dove da una stanza all'altra si passava come si usava una volta, no? Cioè non avevi come negli anni 60 il corridoio centrale, soggiorno a destra, cucina a sinistra, camera a camera e bagno in fondo, cioè come nelle case vecchie dove si passava da un vano all'altro attraversandolo. Materiali, diciamo, curati anche i particolari costruttivi dei serramenti. Tra l'altro ha fatto commissionare al vicino di casa il progetto dell'abitazione, la casa Dubski, sempre a Giancarlo De Carlo, per avere una tipologia architettonica che sia simile a quella a casa sua. Difatti si nota gli stessi serramenti fatti tanti serramenti li ha fatti un fratello, mi sembra, di Zigaina. Giancarlo De Carlo ha progettato in mezza Italia, e anche questa è una firma importante dell'architettura diciamo degli anni 60. Quindi la Santa Zigaina, come dicevo prima, saluta e dice che purtroppo non poteva essere presente. Passiamo all'ultima abitazione, stiamo quasi chiudendo in tempo, la casa Fonzal. Non so se è arrivata nel frattempo la signora Elisabetta Fonzal, che avevo riservato avevo riservato un posto per lei. Tanto si accomodi vicino a me, così guadagniamo tempo. Grazie. Allora, la casa Fonzal era, che si chiama casa Fonzal, però non è più Fonzal. E non è neanche più come non è più appare come queste immagini, purtroppo. No. E diciamo era adiacente, confinante con la proprietà Zigaina. Hermes Midena chi era? Un architetto di cui quest'anno si celebra i 50 anni dalla morte. La sovrintendenza per alcuni interventi a Udine posto sotto tutela le opere di Hermes Midena, che ha avuto una vita, cioè parliamo dell'università prima della prima guerra mondiale, poi interrompe gli studi per la guerra, poi li riprende, si laurea e comincia a lavorare insieme a Provino Valle, che era il fratello, il padre di Gino Valle, e con Pietro Zanini. Cervignano abbiamo, nella zona commerciale di Cervignano sono alcune vie dedicate, intitolate ad Aldi, a Zanini e a Hermes Midena, e poi ha progettato più o meno tutte le case balilla della provincia di Udine, compresa quella di Aiello del Friuli. Per quanto riguarda Cervignano ho trovato qualche cosa che non ho riportato nel testo, l'ho trovato pochi giorni fa.
progettata da Cesare Scoccimarro, anche quello un noto architetto udinese, e sembra che la parte finale l'abbia curata Midena. Midena quindi ha progettato questa casa molto semplice, però troverete le fotografie curate nei particolari. Tutti i mobili, gli arredi erano disegnati troverete anche dei particolari costruttivi dentro che mi è stato dato dei disegni da geometra Burba, che non so se qua in sala, e quindi troverete cose che oggi non si fanno più, non c'è tempo, l'economia corre veloce, dobbiamo, come dicevo prima, presentare in comune il progetto di massima e poi ci arrangiamo durante il lavoro cosa fare. Però un'abitazione semplice e interessante, immersa nel verde, che poi... Prego. Bisogna precisare una cosa: quando la casa fu consegnata, fu finita, terminata, io avevo 4 mesi, perché fu consegnata i primi mesi del 1963, e quindi io chiaramente posso solo riferire quello che mi è stato detto dal papà, perché non l'ho mai conosciuto e quindi non ho potuto interfacciarmi mai con lui. Però da quello che mi è stato riferito da papà, lui proprio era l'architetto dell'essenzialità. Amava la praticità, le cose utili e fruibili. Ecco un aneddoto, racconto in merito alla realizzazione dei bagni. I miei genitori volevano dei bagni un pochino più grandi, un pochino più, diciamo, abitabili, e lui si oppose a questa cosa perché secondo i suoi parametri, i suoi criteri, in bagno ci si reca per lavarsi, punto, e non serve, quindi non è un salotto e non serve che siano particolarmente ricchi o con svolazzi architettonici. È una casa in cui io ho abitato fino a 30 anni fa, purtroppo non è più di nostra proprietà, e la cosa che mi fa più male è che è stata completamente stravolta. Quindi quello che vedete qui non esiste più. Io non l'ho mai più vista, non ci passo neanche davanti, ma so solo che è stata completamente snaturata. Ecco. E questo un po' fa male. Ecco, a mio padre so che aveva instaurato un rapporto molto, molto stretto con Milena, pur magari andando in contrasto spesso perché non condividevano le stesse idee, però alla fine ha fatto quello che voleva lui, perché evidentemente era riuscito a influenzarlo, a condizionarlo positivamente. Chiaramente ha realizzato la casa come lui pensava fosse più fruibile per le esigenze della nostra famiglia. Sì. Grazie. Grazie a voi. La signora Fonzal mi ha dato quello che troverete nel testo, sono le fotografie della casa come sì, certo. No? E quindi troverete qualcosa anche di interessante, i colori, i materiali, il legno soprattutto. Ecco, tutta la cucina è stata interamente realizzata, costruita, progettata e realizzata poi da lui. Quindi da chiaramente i suoi artigiani, ma tutta sua. Chiaramente è stata... vabbè, ormai non esiste più. Non esiste più. Bene, male, no? Allora, siamo arrivati alla fine. Io vorrei, prima di salutarvi, ringraziare le persone che mi hanno, come dicevo prima, aiutato a reperire il materiale. Io chiamerei la signora Gisella Mian, che ho visto prima, la Gisella Mian, che era adesso è, diciamo, in pensione, che non così sta riposando, che mi ha fatto arrivare ai miei archivi del comune di Cervignano per trovare i disegni del Teatro Pasolini, di Dardi e compagnia bella. Gisella, grazie mille. Grazie a lei,
Poi l'architetto Luca Bianco, che è il dirigente del settore lavori pubblici del comune di Cervignano, che ho visto prima, che poi mi ha tirato fuori, trovate nel testo, i plastici del primo progetto del polifunzionale di Cervignano e i disegni che sono conservati adesso nella torre, nell'archivio, del primo progetto Valle dietro le scuole di Via Roma. L'architetto il geometra del Passo, ho visto prima che è il responsabile del servizio urbanistico del comune di Cervignano, che mi ha tirato fuori, diciamo così, i disegni del Pasolini, quelli che ha nell'archivio dell'urbanistica, e poi la redazione anche dei libri di consiglio comunale, dove troverete questo dibattito sul perché e per come per utilizzare questi soldi. Poi c'è il geometra Alessandro Burba, che non so se è presente, che, eccolo qua, che gentilmente mi ha dato i disegni che aveva lui nel suo archivio, dei progetti originali di Milena. Grazie